Sono passati solo 2 giorni dalla predazione alle ronce e i lupi sono tornati a colpire. L'hanno fatto la notte scorsa a Pieve di Limana, a 20 metri dalle case. I lupi sono scesi a valle, hanno lasciato le loro tane sul Nevegalle, hanno attraversato la provinciale della Sinistra Piave e sono arrivati qui, nella rinomata zona industriale di Limana. I predatori si sono mangiati uno degli asini di proprietà del signor De Pellegrin, che al telefono ci dice non era mai successo prima, così come non era mai accaduto di vedere un box di ferro divelto che proteggeva il ricovero degli asini tenuti per la cura del terreno antistante la casa. De Pellegrin riferisce che probabilmente sarà stato l'asino impaurito a buttar giù tutto per scappare, ma c'è un interrogativo che si rincorre di bocca in bocca da una ventina di giorni a questa parte nel Bellunese, perché il timore della presenza di un'altra specie di predatore sembrerebbe trovare conforto nelle immagini di una webcam che nella zona del Nevegal avrebbe immortalato un esemplare di orso. Le immagini sarebbero l'esame di esperti e finora si discute solo di ipotesi, cioè non ci sono conferme ma nemmeno smentite, solo tanti condizionali che invitano alla cautela. In Trentino dei primi di agosto cercano M49, l'orso avvistato nei giorni successivi non distante dalla vetta della Marzola a est di Trento. Gli esperti ritengono improbabile che l'orso possa avere superato l'Adige, ma intanto la caccia a quel plantigrado continua e nel Bellunese l'ipotesi della presenza dell'orso non si escluderebbe.